Allora, i motivi della nostra protesta, di questo sit-in che oggi in data 31 luglio abbiamo fatto qui davanti alla prefettura, sono da ricercare in diverse volte che abbiamo voluto avere un dialogo con questo governo e non ci siamo riusciti per nulla. Anche in campagna elettorale questo governo che si è insediato aveva promesso per le forze dell'ordine mari e monti e poi alla fine non ha rispettato le nostre aspettative e le aspettative di nessuno delle forze dell'ordine. Manifestiamo oggi, vado al sodo per che cosa? Per il contratto di lavoro che è scaduto da ben 950 giorni, ovvero quasi 3 anni. 3 anni che il nostro triennio andava dal 2021 al 2024, quindi oggi siamo al 31 luglio, fra qualche mese scadrà anche il triennio, quindi anche qualora faremo un accordo per questo contratto, al 1° gennaio 2025 sarebbe scaduto e saremo di nuovo da punto e a capo a rinnovare per l'altro triennio. Quindi le aspettative che noi avevamo su questo governo erano veramente delle aspettative buone e di dialogo che non c'è stato anche per il fattore di turnover delle forze dell'ordine. Ad esempio noi qui a Agrigento per 60 colleghi annualmente che vanno in pensione abbiamo un turnover, quindi degli arrivi di colleghi che vanno dai 20 ai 25 anni, quindi siamo sempre sotto organico. Per non parlare poi anche della dignità che ci viene tolta anche a livello pensionistico e anche per il fattore non marginale, quello dei suicidi delle forze dell'ordine.